Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. Sequestrata a Canicattì nell'Agrigentino un'autobotte che distribuiva acqua contaminata prelevata da un pozzo agricolo, riscontrati i batteri coliformi, scattano le denunce. A Licata si scende in piazza contro la crisi idrica, cittadini e comitati chiedono interventi urgenti. Catania, lunedì interrogatorio di garanzia per Nico Pandetta, tra i 15 arrestati dell'operazione Abisso sul traffico di droga collegato a Cosa Nostra. La difesa nega legami con i clan. Ispezione dei carabinieri, del NAS e dell'Ispettorato del Lavoro nella postazione 118 dell'ospedale di Gela, finita al centro di segnalazioni per le condizioni di degrado. Resta ancora fermo il trasferimento nella nuova sede già individuata dal Comune. Landini a Pozzallo per il forum della CGIL che accende il dibattito su migrazione, lavoro e pari diritti. Nel settore edile i lavoratori stranieri sfiorano il 20%. Palermo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai festeggiamenti per i 100 anni del Circolo del Tennis Cittadino di cui è socio onorario. Celebrazione tra istituzioni e sport per un anniversario simbolico per la città. Applausi a Taormina, Film Fest per un viaggio per incontrare Mimì, omaggio del regista Lopiero a Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini protagonista. Calcio, il Catania accelera sulla scelta del nuovo allenatore, resta in pole Fabio Caserta ma la trattativa non è ancora chiusa. In alternativa il club valuta altri possibili profili per arrivare a una decisione. Serie B, il Palermo guarda al mercato, in difesa piace Tommaso Cassandro, mentre per attacco e centrocampo si valutano Moreo e Marius Marin. Sulla fascia resta viva la pista Rui Modesto, con trattativa aperta con l'Udinese. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con la situazione legata all'acqua, all'emergenza acqua che ad Agrigento e nell'Agrigentino si fa ancora più critica e che, alla quale si aggiungono altri risvolti. Pensate che Canicattì, i carabinieri hanno sequestrato un'autobotte e un pozzo per acqua contaminata che era venduta illegalmente. A Licata intanto scende in piazza il Comitato L'acqua ai cittadini che denuncia una crisi ormai al collasso e chiede interventi urgenti. Davide Sardo. Sequestrata a Canicattì un'autobotte utilizzata per il trasporto e la vendita di acqua contaminata, prelevata da un pozzo agricolo privo di autorizzazioni sanitarie. L'operazione dei carabinieri ha portato anche al sequestro del terreno e del pozzo. Gli accertamenti dell'ASP hanno rilevato la presenza di batteri coliformi, confermando la non potabilità dell'acqua e un potenziale rischio per la salute pubblica. Denunciate più persone alla procura di Agrigento. A Licata intanto scende in strada la protesta del Comitato Civico L'acqua ai cittadini. In piazza Carmine, famiglie e associazioni denunciano una crisi idrica sempre più grave, con disagi pesanti per cittadini e attività economiche. Nel mirino la gestione del servizio idrico da parte di AICA. Oggi porremo quelle che sono le nostre proposte da comitato per dare le nostre soluzioni sia sul lungo termine che sul breve termine. In questo momento sappiamo di chi sono le responsabilità rispetto alla condizione attuale della gestione idrica e quindi vorremmo che questi soggetti non avessero più il potere di assoggettare la popolazione licatese e agrigentina tutti. Il Comitato parla di situazione al collasso e chiede interventi urgenti e strutturali, maggiore trasparenza nella gestione del servizio idrico e tariffe più eque. E adesso torniamo a parlare dell'operazione Abisso della Guardia di Finanza a Catania sul traffico di droga, aggravato peraltro dall'avere favorito il clan Cappello Bonaccorsi e Santa Panagia. Tra i 15 arrestati c'è anche Nico Pandetta, tradito ancora una volta dall'uso del cellulare in carcere, dove è detenuto dal 2024. Lunedì intanto l'interrogatorio di garanzia dell'artista neomelodico. Emanuela Corsi.
Si terrà lunedì l'interrogatorio di garanzia di Nico Pandetta, tra i 15 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'operazione Abisso della Guardia di Finanza, su un traffico di droga aggravato dall'avere favorito 2 clan mafiosi, i Cappello Bonaccorsi di Catania e quelli di Santa Panagia di Siracusa. Il nipote dello storico boss catanese, Turi Cappello, sarà in videocollegamento dal carcere di Prato, assistito dall'avvocato Riccardo Floris del Foro di Cagliari. Il difensore spiega che Pandetta, detenuto dal 2024 per spaccio di droga ed evasione, non è mai stato un affiliato dell'omonimo clan se non su supposizioni investigative e che è stato chiamato in causa da un pentito che non ha mai conosciuto. Dalle indagini degli inquirenti emerge però un altro quadro e proprio Pandetta avrebbe avuto un ruolo chiave facendo da intermediatore tramite un altro detenuto negli affari di droga con la cosca siracusana. Agli atti dell'inchiesta ci sarebbero videochiamate intercettate tra il cantante neomelodico ed esponenti del clan Cappello Bonaccorsi. In una di queste, uno degli arrestati, Antonio Vasta, confesserebbe la sua disperazione per l'impossibilità di recuperare per conto di amici calabresi un carico di circa 2000 kg di cocaina lasciato in mare davanti le coste del Catanese, intercettato e recuperato dalla Guardia di Finanza. Vasta parla della vicenda con un altro indagato e con Pandetta, che a volte chiama Nico Cappello, lamentando un mancato guadagno di 30 milioni di euro con cui avrebbe sistemato 4-5 famiglie. Pandetta non è nuovo all'uso dei cellulari in carcere. Il 35enne è tra gli indagati nell'inchiesta della DDA di Palermo su un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli. Nel 2025 un suo video, girato in cella, era stato mostrato nella notte tra l'1 e il 2 maggio dal trapper Baby Gang durante il concerto One Day alla Playa di Catania. La vicenda aveva fatto scattare una perquisizione nel carcere in Calabria dove Pandetta era detenuto e dove gli agenti della polizia trovarono poi i dispositivi in uso al giovane. Restiamo a Catania, un 56enne è stato arrestato dalla polizia nel quartiere San Giovanni Galermo dopo essere stato trovato in possesso di una pistola clandestina che, vedete, l'uomo fermato dagli agenti della squadra mobile durante un controllo nascondeva nel marsupio una pistola semiautomatica calibro 7,65 con 7 cartucce nel caricatore. L'arma risultata con matricola a brasa è stata poi sequestrata. A Palermo ci sarebbero i capi storici di Cosa Nostra nel mandamento della Piana dei Colli, dietro la recrudescenza del racket delle estorsioni. La vecchia mafia avrebbe reclutato i giovani rampanti dello Zen 2 come manovalanza. Manlio Viola. Si fa sempre più lunga l'ombra del clan Lo Piccolo dietro la recrudescenza del racket delle estorsioni a Palermo Nord. Ne sono convinti gli inquirenti che proseguono le indagini su ben 21 episodi avvenuti fra marzo e maggio e un totale di 47 intimidazioni e danneggiamenti a partire da novembre. Lo si dice da tempo, ma adesso ci sarebbero anche i riscontri. Una mafia tradizionale, sì, ma che recluta le nuove leve, i picciotti che fino a qualche tempo fa erano cani sciolti. I cosiddetti barbudos adesso sarebbero stati reclutati. Avevano iniziato senza autorizzazione da parte di Cosa Nostra, approfittando della piazza pulita fatta dall'operazione di febbraio dello scorso anno, ma poi la mafia si è riorganizzata e si è presentata. Chi non si è piegato a Cosa Nostra è stato pestato a sangue, gli altri sono stati reclutati e armati di Kalashnikov. Almeno questa è l'ipotesi degli investigatori che si sono fatti convincere di questa pista lo scorso 14 maggio, quando 2 degli attentatori sono stati fermati in piena notte. Si erano disfatti di 2 passamontagna, ma solo dopo gli inquirenti sono risaliti al perché. Erano stati loro a lasciare le bottiglie con la benzina e le richieste di 5.000 euro sul litorale. E i loro nomi non lasciano spazio a interpretazioni, sono picciotti già collegati a Cosa Nostra, al mandamento della Piana dei Colli e alle famiglie di San Lorenzo e Tommaso Natale. La manovalanza è chiara dunque ed è costituita dai picciotti storici di Cosa Nostra e dalle nuove leve dei barbudos, ma la regia sta ben più al di sopra e a quella che gli inquirenti puntano. Per questo non avevano ancora arrestato nessuno. Gli 8 fermi dei giorni scorsi sono stati soltanto un primo segnale, una risposta alla richiesta di sicurezza che viene dalla città, ma sono soltanto la punta di iceberg di una inchiesta della quale in procura non si vorrebbe si parlasse troppo. La Corte d'Assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo un 59enne per il femminicidio della moglie uccisa a colpi di pistola 3 anni fa a Troina. L'uomo era stato condannato in precedenza per atti persecutori, sempre appunto nei confronti della donna.
E adesso a Gela, dopo le denunce sulle condizioni dei locali del 118, peraltro anche grazie a un nostro servizio, arrivano i controlli dei NAS e dell'Ispettorato del Lavoro. Intanto una nuova sede esiste già, ma non può essere utilizzata perché mancano gli ultimi allacci e il trasferimento resta fermo. Gerry Italia. I carabinieri del NAS e gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato i locali che ospitano il 118 dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, un sopralluogo per verificare le condizioni della postazione Charlie, finita al centro di diverse segnalazioni e polemiche per una situazione definita da tempo non più adeguata agli standard di un servizio di emergenza. Una sede ricavata negli spazi dell'ex area Covid, in locali semi-interrati dove gli operatori hanno denunciato anche alle nostre telecamere a luglio dello scorso anno disagi legati a umidità, infiltrazioni, problemi igienici e difficoltà operative. Un quadro ancora più delicato perché il servizio negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti anche con il fermo di una delle due ambulanze per un guasto. Una vicenda che assume i contorni di un paradosso. La soluzione infatti esiste già. Il comune ha individuato quasi un anno fa un immobile confiscato alla mafia destinandolo proprio al 118, una struttura ritenuta idonea, più funzionale e pensata per migliorare il servizio sul territorio. Ma dopo mesi il trasferimento non è ancora avvenuto. A bloccare l'apertura sarebbero gli ultimi adempimenti tecnici, in particolare l'allaccio idrico. Quel locale lo abbiamo votato immediatamente al 118 e sono mesi che tendiamo. Adesso c'è stato un problema con l'allaccio idrico, ci hanno fatto sapere che l'allaccio idrico è un allaccio straordinario perché devono passare. Abbiamo già avviato, gli scavi già sono stati completati, domani verrà avviato il contratto con Caltacqua per il nuovo contatore e poi noi stessi faremo la voltura all'ASP pur di accelerare i tempi. Nel frattempo il nuovo presidio resta chiuso e gli operatori continuano a lavorare nella vecchia sede, la fotografia di una città dove la soluzione è stata trovata ma resta ancora ferma davanti agli ultimi passaggi della burocrazia. A Catania gravi carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate in un bar di Viale Mario Rapisardi durante un controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato. I tecnici dell'ASP hanno accertato irregolarità nei laboratori per la preparazione degli alimenti e disposto la sospensione di un deposito merci privo di autorizzazione. Nel corso dell'ispezione sono stati inoltre sequestrati 140 kg di alimenti, 12 kg di miele senza tracciabilità e per il titolare sono scattate delle sanzioni amministrative. Andiamo a Pozzallo, costruire un fronte comune per la tutela dei lavoratori. Oggi appunto c'è stato proprio a Pozzallo il forum della CGIL su tutela e diritti, soprattutto per quello che concerne il comparto edile. Veronica Barbarino. Solo insieme si possono affrontare determinati problemi e determinate situazioni. Uniti sotto lo stesso casco, Pozzallo, città simbolo degli sbarchi e dell'accoglienza nel Mediterraneo, è diventata per 2 giorni il luogo di confronto e proposta. La città ha ospitato il forum promosso dalla CGIL dedicato a migrazione, lavoro, diritti e sviluppo economico. Al centro dell'iniziativa è il settore delle costruzioni, dove la presenza dei lavoratori stranieri è ormai strutturale. Secondo i dati Istat, nel 2025 i dipendenti stranieri rappresentano quasi il 20% del totale nel comparto. Molti arrivano da Albania, Romania ed Egitto, ma aumentano anche i lavoratori provenienti da Tunisia, Marocco, Pakistan, India e Nigeria. Numeri che raccontano una trasformazione profonda del settore, segnata anche dall'uscita progressiva dei lavoratori italiani. Se non ci fossero lavoratori stranieri, l'edilizia non funzionerebbe. Se non ci fossero lavoratori stranieri, la raccolta nei campi non viene fatta. Noi vogliamo affermare il superamento dello sfruttamento nel lavoro. Una dinamica che rende sempre più urgente affrontare il tema dell'integrazione, della formazione e della sicurezza. C'è bisogno di cancellare leggi balorde che sono state fatte come la legge Bossi-Fini e c'è bisogno di affermare l'applicazione dei contratti veri. È necessario quindi costruire un sistema capace di garantire diritti uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla provenienza. Oggi è sabato, dunque l'appuntamento su Telecolor dopo il nostro telegiornale con il punto di e con Luca Ciliberti che è qua per anticipare il contenuto della puntata di oggi. Luca. Grazie Roberta, buongiorno ai telespettatori. Oggi ovviamente si parlerà ancora delle ripercussioni di queste elezioni amministrative che hanno avuto appunto soprattutto nella politica, nei partiti regionali. Il centrodestra ormai è un disastro, spaccato in più fronti, il centrosinistra
sembra più confuso che persuaso. Poi ci sono questi due elementi che insomma sembrano aver attirato l'attenzione dell'elettorato, che sono Cateno De Luca e Ismaele Lavardera, quindi insomma analizzeremo tutto questo con i protagonisti. Cateno De Luca sarà con noi, ci sarà Filippo Scerra, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, uno dei dirigenti del partito a livello nazionale. Tornerà in studio Gianfranco Miccichè, che è stata una delle voci più critiche in assoluto sia prima, sia durante, sia dopo le elezioni. Quindi insomma tutto questo nel punto, tanti ospiti, poi giornalisti, altri parlamentari che si alterneranno poi durante la trasmissione. Quindi non perdete l'appuntamento. Tra l'altro ricorderemo anche, perché qua poi c'era anche un elettorato che lo votava copioso, Silvio Berlusconi a 3 anni dalla scomparsa, quindi anche questo in mezzo al punto. Si è ricordato tutto? No, ci saranno tante altre cose. Allora, l'appuntamento alle 14.30, noi invece ci fermiamo solo per una pausa e poi, Luca, subito dopo il Presidente della Repubblica Mattarella, evidente appassionato di tennis, socio onorario del club di tennis cittadino che oggi compie 100 anni, lo vedremo tra poco al nostro rientro. Seconda parte del nostro telegiornale, questa mattina a Palermo, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella, il Circolo del Tennis Cittadino ha festeggiato i suoi 100 anni di storia. Ricordiamo che il Presidente è anche socio onorario del Circolo Palermitano, Marco Gullà. 100 anni e non sentirli, il Circolo del Tennis Palermo compie un secolo di vita, un compleanno speciale che è stato festeggiato alcune settimane fa e che questa mattina ha avuto un altro festeggiamento particolare, quello alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, socio onorario del Circolo. A fare gli onori di casa il Presidente del club Alessandro Lazzaro, che ha accompagnato il Presidente della Repubblica in una prima visita alla mostra allestita per il centenario. È una splendida giornata, una sorpresa meravigliosa quella che ci ha fatto il Capo dello Stato, tra l'altro è un concittadino palermitano, quindi per noi la soddisfazione è doppia. Dico che da un punto di vista tennistico è finito il primo set, da domani mattina iniziano gli altri. È una giornata storica per il tennis italiano, perché la federazione si fonda sul movimento delle società sportive. Avere il Circolo Tennis Palermo con i suoi 100 anni significa godere di un'esperienza, di un appoggio importante e poi ovviamente nobilitati dalla presenza del Presidente Mattarella. Il Presidente Mattarella è da qualche mese un socio onorario del club, è stato sempre vicino ai successi dei campioni azzurri del tennis fino alla premiazione di Sinner un mese fa, dopo la finale degli internazionali a Roma. E adesso allo spettacolo, andiamo al Taormina Film Fest. Dopo gli applausi per Un viaggio per incontrare Mimì, continua il suo percorso oltre i confini nazionali, il docufilm diretto dal regista Alfredo Lopiero, un omaggio a Lina Wertmüller, interpretato da un grande Giancarlo Giannini, che approda appunto con questa pellicola sulle piattaforme Prime Video in Italia, Stati Uniti e Regno Unito. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Sono tornata a Catania perché voglio incontrare Mimì. Successo al Taormina Film Fest del docufilm Un viaggio per incontrare Mimì, applauditissimo alla 72esima edizione del festival. Un viaggio nella memoria del cinema italiano, ma anche una vetrina internazionale per la Sicilia. Dopo la selezione, Un viaggio per incontrare Mimì compie un nuovo passo e sbarca sulle piattaforme Prime Video italiane, americane e britanniche, con una versione interamente sottotitolata. Il film, diretto da Alfredo Lopiero, rende omaggio a Lina Wertmüller, la regista che ha scritto pagine indelebili della storia del cinema italiano, e vede protagonista Giancarlo Giannini affiancato da Tuccio Musumeci e da un cast che racconta volti, tradizioni e atmosfere della Sicilia più autentica. Noi ci siamo divertiti molto. Se io non avessi fatto questo film in Sicilia non sarei qui e non avrei fatto tante altre cose. Una terra che diventa protagonista assoluta della pellicola e che adesso si prepara a farsi conoscere anche dal pubblico internazionale. Festeggiamo in una location importante l'internazionalizzazione della pellicola. Un'opportunità per esportare non solo un film, ma un'identità culturale fatta di paesaggi, tradizioni e storie che continuano ad affascinare il mondo.
Restiamo al cinema, ma andiamo a Salina, nelle Isole Eolie, dove si ricorda Massimo Troisi, scomparso 32 anni fa, proprio sul finire delle riprese del film Testamento, Il Postino. Tra i premiati del Mare Festival di quest'anno, l'attore palermitano Vincenzo Ferrera. Il nostro servizio è dell'inviata sul posto, Eva Spampinato. A 15 anni dalla sua nascita, il Mare Festival trasforma ancora una volta Salina nell'isola della memoria e del cinema, qui dove Massimo Troisi ha lasciato un'impronta indelebile con Il Postino. Il grande schermo incontra il racconto di un'eredità che continua a parlare anche alle nuove generazioni. Ogni anno vedere l'emozione anche da parte di chi riceve il premio. È un modo per ricordare Massimo, per ringraziarli per tutto quello che ci ha lasciato, è un modo per portare il cinema su quest'isola magica che è stata il set del Postino 32 anni fa e per continuare a far emozionarci tutte insieme. 3 giorni di incontri, premiazioni e focus tra le piazze di Santa Marina, Malfa e Pollara. La storia della Kermesse diventa un film documentario anticipato proprio quest'anno da un cortometraggio Viva Troisi. Il prossimo anno, nel Festival 2027, faremo vedere questo documentario e racconteremo proprio in dettaglio tutta la storia del premio Troisi attraverso le voci autorevoli di Cristina Comencini, Alessandro Preziosi, Maurizio Costanzo, Anna Marchesini, grandissimi attori e registi che sono di qui nell'isola del Postino. Svelata l'opera Oltre il tempo, dedicata al Postino di Troisi, restaurata proprio quest'anno. Tutta la mia adolescenza l'ho passata a guardare i film di Massimo Troisi, tutti quanti, è sempre stato un faro prima di iniziare col sogno di diventare attori. Siamo in una cornice incredibile, quindi meglio dico, uno viene qua, sta a Salina, una delle isole più belle al mondo, in Sicilia, sono palermitano, ho il privilegio di prendere un premio col viso di Massimo Troisi, meglio di questo, insomma, è veramente unico. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi il calcio. Cominceremo con il Catania che è sempre alla ricerca del nuovo allenatore. E siamo al calcio, il Catania è sempre alla ricerca del nuovo allenatore. La società e Fabio Caserta sono a una fase di riflessione, l'obiettivo comune è quello di vincere. Francesco Triolo. Il weekend potrebbe essere decisivo per la scelta del nuovo allenatore del Catania. La trattativa con Fabio Caserta, in corso da diverso tempo, si discute soprattutto di aspetti tecnici, progettuali, di organizzazione e gestione. La durata del contratto o la parte economica sono passati in secondo piano. Caserta vuole venire a Catania, ma vuole farlo per vincere. Del resto le proposte non gli mancano, a cominciare dallo stesso Empoli, che ha condotto in salvo in Serie B. I toscani hanno messo sul tavolo il rinnovo, ma intanto stanno sondando altre alternative. Una è quella De Giorgio, con cui anche il Catania ha discusso, così come con Biancolino. Perché tenersi aperte un paio di strade è normale, soprattutto in questo periodo dell'anno. Su Caserta però tutti sarebbero d'accordo, resta da far combaciare le richieste del tecnico e qui, in questo momento, si è in una fase di valutazione. Ma più passa il tempo e più Caserta rischia di allontanarsi. Le alternative comunque occorre individuarle e allora, oltre De Giorgio, ecco che vengono accostati al Catania anche nomi come Aimo Diana, che aveva iniziato la stagione al Brescia e che in Sicilia ha guidato la Leonzio sino ai playoff, oppure Emanuele Troisi, che ha allenato il Lumezzane sempre in Serie C. L'aspetto tecnico è la priorità in questo momento per un Catania che poi dovrà programmare tutto il resto, anche il ritiro, oltre che il calciomercato. Andiamo alla Serie B, il Palermo attivo sul mercato per trattativa in entrata, Rosanero vicini a Cassandro Del Como. Per l'attacco piace sempre più Moreo, ma non è una trattativa semplice. Il servizio. Potrebbe e dovrebbe essere Tommaso Cassandro il primo rinforzo del nuovo Palermo. Il difensore di proprietà del Como e nelle ultime 2 stagioni al Catanzaro è stato individuato come uno dei profili prioritari per l'assetto difensivo da consegnare a Pippo Inzaghi. I numeri dell'ultimo campionato di Serie B sotto la guida di Alberto Aquilani ne testimoniano la centralità e la grande continuità di rendimento. Il difensore è sceso in campo in ben 33 occasioni, partendo nella stragrande maggioranza dei casi nelle
nell'11 titolare. Tra i profili monitorati c'è anche Stefano Moreo, attaccante classe 1993, che con Inzaghi ha già condiviso pagine importanti della propria carriera tra Venezia, Brescia e Pisa. Un rapporto solido basato su fiducia reciproca e rendimento garantito. I 7 gol realizzati nell'ultima stagione in Serie A testimoniano la sua qualità. Trattativa comunque complicata, ma il Palermo potrebbe accelerare e bruciare la concorrenza. Più agevole è anche la pista che porta Marius Marin, il centrocampista rumeno, è attualmente svincolato e rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza per il centrocampo rosanero. Anche in questo caso Inzaghi lo conosce bene, avendolo avuto agli ordini proprio a Pisa, garanzia di immediata integrazione nei meccanismi di gioco del tecnico. Palermo che proverà anche l'assalto a Rui Modesto, con l'Udinese c'è già una trattativa aperta, il calciatore vorrebbe tornare in rosanero. E con questo servizio si chiude Sicilia 24. Tutti voi grazie per averci seguito, vi lascio al punto e vi ricordo che il telegiornale tornerà alle 19. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.